Ben incontrati cari amici, buon venerdì 29 aprile. Oggi è festa di una patrona d'Italia, Santa Caterina da Siena, una grande santa, grande per tanti motivi, per la sua fede, per l'amore a Cristo, ma anche per il suo ardire di poter parlare, interloquire, rimproverare papi e imperatori. Una donna analfabeta che, mossa dallo Spirito, è stata protagonista della vita della Chiesa e della società nel suo tempo. Che un po' del suo Spirito passi anche a noi, lo chiediamo nel dono dello Spirito, pregando così. O Spirito Santo, vieni ad abitare in me, donami la tua presenza, perché purifichi il mio cuore da ogni egoismo e chiusura e mi renda coraggioso e trasparente nel testimoniare la bellezza della fede. Infondimi la tua gioia divina che mi libera da nocive tristezze e da profonde malinconie. Colmami della tua pace che sconfigge le mie guerre interiori, i miei assillanti tormenti, le mie deleterie paure. Vieni, o Spirito Santo, vieni portatore di vita e di pace. Amen. Per questa santa la Chiesa sceglie un Vangelo che abbiamo ascoltato anche altre volte, un Vangelo molto bello, che non ci si stanca mai di ascoltare e nel caso mio anche di commentare. Eccolo, siamo al Vangelo di Matteo, capitolo 11, versetti dal 25 al 30. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. È facile comprendere perché la Chiesa abbia scelto questo brano nella festa di Santa Caterina da Siena, una donna analfabeta a cui Dio ha rivelato la conoscenza profonda di Gesù, al punto da esserne coraggiosa testimone e annunciatrice. È quello che dice il Vangelo. Gesù che dice: Padre, ti lodo, perché ai piccoli tu hai rivelato i misteri del regno, invece li hai negati, li hai nascosti a coloro che si ritengono sapienti e dotti. E questa è una regola di condotta, diciamo così, di Dio costante. Noi non possiamo dimenticare che la vera conoscenza di Dio, delle cose di Dio, si nasconde nel cuore dei piccoli. Sono loro che fanno un'esperienza particolarmente profonda e feconda del mistero di Dio che è amore e di quello che è il regno di Dio, cioè la relazione vera, autentica, costruttiva e feconda tra gli uomini. È dai piccoli che nasce il nuovo
del regno di Dio. Ed è ai piccoli che si rivolge Gesù, perché è Lui il vero rivelatore del Padre. È Lui che con la sua vita comunica il mistero di un Dio amore. E questa è la prima parte del Vangelo, scelto appunto per la festa di Santa Caterina da Siena. La seconda parte invece contiene una promessa, un invito e una promessa da parte di Gesù. Gesù guarda attorno a sé e vede delle persone stanche e affaticate e dice: venite a me. Venendo a me voi potete trovare ristoro, riposo, sollievo, consolazione, conforto. E promette esattamente questo: nelle misure in cui vi affidate a me, io vi prometto il ristoro alla vostra vita, il riposo alle vostre fatiche, la consolazione alle vostre pene. È una promessa che noi sappiamo vera, non solo la crediamo vera, ma l'abbiamo sperimentata come vera nella nostra vita di discepoli di Gesù. Nell'ora della fatica, del dubbio, dell'incertezza, nell'ora anche della prova, l'affidarsi a Gesù ci permette di fare esperienza di una presenza che consola, che dà forza, che rinnova la vita, che pur non allontanandoci dalla fatica del vivere, ci permette di sopportarla con serenità e pace interiore. E difatti la soluzione che Gesù dà non è di liberarci dalla fatica, ma di portarla come Lui la porta, come un peso leggero, come una fatica sopportabile in forza dell'amore. Appunto, affidandoci a Lui, noi possiamo incontrare l'arte di vivere ogni cosa, anche i momenti dolorosi della nostra vita, nell'amore, e per questo esserne ristorati. Ecco, ho già detto che cosa dice per me questo Vangelo in questo breve commento. Dice di affidarmi a questa parola di Gesù che promette vera consolazione, vera capacità di stare con chi è solo, anche nel momento della propria prova e della propria fatica. Festa di Santa Caterina da Siena, che Dio benedica ciascuno di noi, ma soprattutto il nostro Paese, che ha bisogno della presenza benefica di Dio. Ne hanno bisogno le persone, le famiglie, la società, le comunità, il mondo del lavoro, il mondo della scuola, il mondo nel suo insieme, la Chiesa. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E arrivederci a domani, se Dio vorrà.